Amici di Oristano Rosso Blu ed Effetto Serra, buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento di 45esimo minuto. Siamo all'intervallo in questo momento della partita tra Genoa e Cagliari, 1-1 risultato a Marassi, gol di Marin per il Cagliari all'8° minuto su calcio di rigore e poi 4 minuti dopo, il 12° pareggio del Genoa con Frendrup. Saluto Federico, ciao Fede, ben trovato, buona domenica. Ciao a tutti, ciao Gianluca. E in attesa di che si collega anche Bruno, salutiamo Fabrizio che è a casa che non sta bene, di sicuro ci starà guardando. Allora Fede, partiamo da te per questa disamina di questo 1-1, questo primo tempo, e poi andiamo da Bruno, che vedo che ha un po' di problemi di connessione, in attesa che appunto sia dei nostri. Vai pure Fede. Ok, allora partiamo dal fatto di una partita che diciamo è molto importante sia per noi che per loro. Noi perché siamo da un po' che non vinciamo e che ci servirebbe anche per dare continuità dopo l'ultimo pareggio col Milan in casa. L'ultimo pareggio perché da 3-1 siamo passati al 3 pari. Parliamo di questa partita. Allora, cosa possiamo dire? Siamo andati in vantaggio con un rigore e ahimè purtroppo ci siamo fatti rimontare 4 minuti dopo, come a volte ci capita, questo di essere troppo disattenti, troppo fragili o non so come spiegarlo. Comunque non possiamo prendere gol in quella maniera così andando in vantaggio, anche perché stiamo giocando in un campo difficile contro una squadra ostica che ha mille motivazioni, che ha cambiato allenatore in settimana. Ha cambiato allenatore, quindi è una delle motivazioni che possono avere, visto che anche loro non fanno risultato da tanto tempo, risultato pieno intendo. Abbiamo provato nel finale, siamo andati vicini per cercare il raddoppio con qualche occasione, prima con Mina sul calcio d'angolo e anche adesso sul finire dei minuti di recupero abbiamo provato a fare qualcosa, però diciamo che non abbiamo fatto tanto per andare a meritare il vantaggio, nel senso di essere in vantaggio legittimamente. Possiamo farcela, nel senso che quando il Cagliari ha quelle folate, perché si tratta di folate, dove fa valere un po' più la sua aggressività, siamo andati a rischiare di andare in vantaggio più di una volta. È stato bravo anche il portiere del Genoa a salvare poco fa sulla conclusione dei nostri giocatori. Così come anche, perdonami, anche quello di andare anche sotto sull'occasione del Genoa, che il gol del Genoa è uscito di poco, per poco con sì, abbiamo riuscito anche ad andare sotto, proprio perché no, ma quello è anche perché anche il Genoa comunque ha fatto una partita di folate, nel senso che ha avuto l'occasione del pareggio, l'ha sfruttata, ha rischiato di andare in vantaggio sempre su nostre leggerezze e poi noi ci siamo trovati a poter andare in vantaggio. È stato bravo il portiere loro. Sicuramente il carattere dovremmo metterlo dall'inizio, perché comunque se hai carattere per rimontare una squadra, ad esempio come è successo col Milan, hai carattere anche per fare una partita decente, che poi sappiamo che non sempre il carattere porta a un buon risultato, però almeno la prestazione ti convince. Bruno, buon pomeriggio, ben trovato. Ciao ragazzi, come state? Ciao Bruno. Bene. Ti vediamo un po' in verticale, non so se riesci a ruotare così ti vediamo in schermo intero. Devo essere sincero, ho fatto
un po' di casino. Va bene, rimani così, no, non importa, rimani così. Non so rientrare in orizzontale. Vabbè, ci pensiamo dopo per la prossima live, per il post Al mio partita. fratello che ha visto com'è la partita e anche lui è abbastanza deluso perché ci è capitata la grande occasione, perché quando 4 giorni fa abbiamo saputo dell'esonero di Gilardino, tutti quanti, credo il 99% dei cagliaritani hanno detto questa è veramente una grande occasione, meravigliosa, perché è chiaro che crei confusione, un nuovo allenatore che non conosce, che non ha mai allenato in Italia, in una situazione difficile, con la società incasinata, quindi malumori della piazza. Dopo 6 minuti addirittura un calcio di rigore è proprio il quadro perfetto del killer che finisce l'avversario in difficoltà, capisci? E sfrutta egoisticamente, ma sportivamente, sfrutta l'occasione migliore che ti può capitare, ecco, nell'arco di un campionato, quando stai facendo uno scontro diretto. E invece poi alla fine, quando il primo tempo termina 1-1 e come dice Federico, aiutami perché non vorrei fare una gaffa. Federico, hai detto bene, hai detto infatti, bene. E come diceva Federico, alla fine non avremmo meritato il vantaggio nel primo tempo, perché forse alla fine le occasioni migliori le ha avute il Genoa. Però poi alla fine uno dice, ma in effetti, ma chi siamo noi e Genoa? Siamo 2 squadre leggermente scarse che devono lottare fino alla fine del campionato per salvare la pelle. E quindi è normale, ho visto gli errori della difesa del Milan nel famoso 3-3 di 15 giorni fa e non vogliamo giustificare le porcate che può fare la nostra difesa così come nell'occasione del pareggio del Genoa, ma è così, dobbiamo prendere atto, dobbiamo una volta per tutte prendere atto, questa è la nostra dimensione dal 1972, no, non da ieri. Noi dopo lo scudetto abbiamo avuto la fiammata appunto delle promozioni con Ranieri, abbiamo avuto la fiammata della Coppa UEFA grazie sempre a quel Cagliari di Ranieri che legittimamente è arrivato spontaneamente in Europa, e per il resto abbiamo sempre dovuto parlare di salvezze, retrocessioni, salvezze, campionati di B, ritorni in A, ma sempre salvezze. Quindi prendiamo con tranquillità, questa è la nostra dimensione, noi siamo nati per soffrire, come diceva, come aveva tatuato quel pugile 50 anni fa che faceva le aperture dei grandi incontri di Tonino Puddu, di Marco Scano, di Franco Udella al Palazzetto dello Sport, che pigliava sempre cazzotti terrificanti e lui apriva i match, no? Lo faceva da sparring partner quasi ai grandi incontri, e aveva tatuato "sono nato per soffrire", e pigliava botte da Orbit, però era sempre in piedi, non cadeva mai. E il Cagliari è così, e siamo noi tifosi, siamo nati per soffrire e dobbiamo prendere atto, però, perché altrimenti queste lamentele, una volta roviniamo il Cagliari perché perde una partita, dopo 2 vittorie invece andiamo in Europa, c'è questa... No, mettiamoci in testa, la nostra dimensione è questa. Siamo una squadra da anni, da sempre. Sto parlando del dopo scudetto, quindi non sto parlando le uniche eccezioni sono la cavalcata di Mario Tibia per la seconda promozione, la doppia cavalcata di Ranieri nelle promozioni degli anni, fine anni 80, la promozione con Gianfranco Zola, abbiamo parlato dell'Europa, insomma dell'avventura in Coppa UEFA, della retrocessione dell'era Giulini, delle 2 retrocessioni e le 2 promozioni. Ma sempre lì siamo, ragazzi, sempre a parlare di sofferenza. Siamo nati per soffrire. Abbiamo ormai l'antidoto, la pillola prima delle partite, sappiamo che dobbiamo... Comunque, scusate la digressione, ma di fatto voglio dire che questo primo tempo ha offerto lo spettacolo che può... Ma negli occhi ho ancora la partita contro il Milan, capito? No, quello è un altro mondo. Quando le squadre di provincia, come il Venezia, che è stata derubata dall'Inter al 97esimo minuto,
quando squadre come il Parma che batte il Milan in casa, quando il Cagliari avrebbe meritato di battere il Milan in quel famoso 3-3, dimenticatele, perché sono iniezioni di adrenalina al 3000%, capisci? Esatto. Che hai solo in quelle circostanze. Il resto è il calcio, quello che possono proporre due squadre che cercano di superarsi. Cagliari-Genoa, Genoa-Cagliari, venerdì prossimo Cagliari-Verona. Saranno partite, non saranno mai partite da 5-0 o esaltanti perché fai calcio spettacolo, quello che ha proposto il Cagliari per 50 minuti contro il Napoli addirittura a casa, e quello che soprattutto che ci ha regalato contro. Però che nessuno si illuda, no? Quello non è il Cagliari perché quel Cagliari andrebbe a conquistare come minimo un piazzamento in Coppa UEFA, capisci? O come chiamano oggi Europa League, che hanno saputo rovinare anche la bellezza della Coppa dei Campioni, della Coppa UEFA, fa più scena, capito? Invece è Coppa delle Coppe anche, dai, pertanto puoi chiudere anche là. No, quella è un'altra coppetta, quella è un'altra coppetta. Vabbè. C'era Coppa c'era, Maurizio, una volta, Coppa dei Campioni. Coppa Campioni, Coppa UEFA e Coppa delle Coppe. Coppa delle Fiere, ecco, mi ricordo Maurizio, mio fratello, che lui è un intenditore di calcio. Oggi lo coinvolgeremo nel dopo partita delle 14:30 sui miei canali YouTube e Facebook. Va bene, Maurizio? Bruno, ti paghiamo bene. Bruno, c'è Marco Crastus che salutiamo, che dice: ci vuole Maccombù e Viola in campo. Sei d'accordo? Poi passo la domanda anche a Federico. Allora, o la tutto così? Allora, sicuramente Viola, lo sappiamo, è un direttore d'orchestra, è il giocatore che tecnicamente io preferisco in questa squadra. Maccombù, ripeto, sono due giocatori che io, tra virgolette, pagherei il biglietto per andare a vedere come toccano il pallone questi due calciatori. Però, per carità, il Cagliari oggi si è proposto in fase offensiva. L'idea di Davide Nicola. Nicola. Davide e Nicola, sì. Con questa storia che ha due nomi mi incasino. Ti confondi, vai in confusione. Nicola è il cognome, insomma, ecco. Davide Nicola. Davide Nicola ha schierato una formazione offensiva perché voleva sfruttare quello che ho detto io in apertura, le difficoltà di una squadra che ha cambiato allenatore, che non ha chiamato un Davide Nicola per sostituire Gilardino. Ok, quindi uomo pronto per l'uso, pronto per le battaglie, per fare per le imprese. No, ha chiamato un allenatore che sicuramente intelligente, lo conosciamo come grande calciatore, però il calcio italiano, soprattutto nei fondi della classifica, è un'altra cosa. E quindi era l'occasione giusta, la squadra era proiettata verso l'attacco per vincere la partita. Ha avuto la grande chance del rigore, io continuo a dire, per i regolamenti perfetto, inesistente. Il calcio lo stanno rovinando proprio con queste porcherie, capisci? Con queste porcherie, capisci? Questi regolamenti stupidi che questa volta ci hanno avvantaggiato e altre volte siamo stati puniti noi da queste fesserie di palloni che hanno colpito il gomito di Cerri girato e concede il calcio di rigore. Vabbè, questo è un altro. No, per una volta che ci va bene, dai Bruno, possiamo dire. No, infatti ho detto proprio questo, che ci va alla grande, non bene, alla grande. Però ecco, la mia, tra virgolette, critica, vorrei capire bene questa storia del portiere io. Ecco. Ci stavo per arrivare. Due sono le possibilità. O il Cagliari praticamente ha già venduto il portiere titolare Scuffet, o ha già venduto Scuffet, quindi c'è qualche grande che ha bisogno di un secondo portiere di spessore, quello che praticamente stava succedendo all'inizio di questo campionato, quando il Milan, per l'infortunio del portiere titolare, stava cercando, del francese, stava cercando un buon portiere.
Altrimenti è incomprensibile, perché questo ragazzino, che avrà sicuramente un futuro e nessuno vuole negarglielo, è stato clamorosamente bocciato nella partita contro il Milan, clamorosamente bocciato, quindi non è una novità, l'ho già detto in diretta dopo Cagliari-Milan, e questa, ripeto, è incomprensibile, perché doveva riflettere Scuffetti. Ma di che cosa parli, Nicola? Ma di che cosa vogliamo parlare? Ma non scherziamo davvero. I portieri sono... Dice l'amico Marco, esistono portieri titolari che diventano forti perché sono titolari. E in questo calcio degli ultimi 10 anni il secondo portiere ha sempre giocato la Coppa Italia, questo in tutte le squadre. Quindi l'alternanza, perché uno commette un errore, anche su quel famoso gol su punizione di Pellegrini, io ho già detto come la pensavo. Palloni velenosi, insidiosi, che toccano terra, possono non essere trattenuti, ma non da Scuffetti, ma da Magnan, dai grandi portieri. Sono cose che sono capitate a tutti i portieri. Quindi non è che bocci un giocatore, il portiere, perché no, è una balla. Dietro vedrai che c'è qualcosa che a noi per il momento è sconosciuto. Lo vedremo nella sessione di mercato invernale. Intanto questo portiere sa usare i piedi Scuffet, no? Ecco perché. Fede, sei d'accordo con l'analisi di Marco, oppure secondo te, come dice, c'è qualcos'altro, come dice Bruno? Può essere che magari coi piedi più bravo, però no, perché comunque non è questa la scusante. Siamo a conoscenza di tanti episodi, di tanti giocatori che sono partiti a giocare titolari, a rendere bene, poi a rendere poco, giocare male, poi stranamente sono andati a scomparire fino a essere ceduti nelle finestre di mercato, che fosse invernale o che fosse estiva. Quindi anche per me Bolle... Anche Cragno, uno su tutti, dai. Anche Cragno comunque non era l'ultimo arrivato, voglio dire. È arrivato anche lui in nazionale, quindi vuol dire che qualcosa c'è all'interno, che ci siano magari delle divergenze negli spogliatoio con l'allenatore, oppure che ci sia magari una visione di vendita o magari già un accordo prestabilito, come già è successo anche sempre qui a Cagliari per altri giocatori e anche per gli allenatori, perché ricordiamo che è successo anche con gli allenatori, vedesi l'anno di Allegri. A parer mio ci può stare che magari un giocatore lo vedi fuori forma, lo tieni fuori una partita, li può solo che far bene, però già la seconda partita, anche una partita di 2 di fila, una partita anche delicata, perché comunque hai dato responsabilità col Milan, ok, va bene, ci sta, lanci un segnale. Adesso è una partita comunque delicata, perché è uno scontro salvezza pienamente questo. Per noi fare punti a Genova è oro. Mi dà da pensare che vuole qualcosa in pentola, ti dico la verità. E quello che me lo dà da pensare è anche il fatto che, oltre ad averlo tenuto fuori una partita così delicata, anche il fatto che il direttore sportivo in conferenza aveva già detto che stavano pensando di cercare un portiere da prendere a dicembre. Il mio ragionamento è stato: tu hai Scuffetti, che è uscita notizia in settimana, bravo, mi hai anticipato. Quindi vuol dire che ci allacciamo al discorso ragionamento che ha fatto Bruno, dell'avere in pentola qualche cosa, che poi magari non si concretizza, voglio dire, poi magari a fine stagione riprende il posto tra i pali, farà il suo campionato e tutto quanto, però anche a me dà da pensare questo, sommando anche quella cosa che ha detto il direttore sportivo. Secondo tempo ricominciato da più di un minuto. Fede, Bruno si è già espresso con i cambi, tu faresti qualche cambio in corso? Quelli che sono comparsi prima, quelli che sono comparsi prima di Viola e sì, sulla domanda di Crassus, Macumbu e Viola. Sì, ma ti dico la verità, oserei qualcosa anche in avanti. Entreranno Macumbu, Viola, Pavoletti e la Padula. Sicuri, ragazzi. Bruno, io me lo segno, ci rivediamo poi alla post partita. Perché quello che passa il convento, quello è. Abbiamo quello, 4 giocatori che tra l'altro sono la parte migliore di questa squadra, quindi la parte migliore. Però stranamente siamo partiti con Marin, che è in un periodo bellissimo, in forma.
che nelle precedenti partite, Bruno, perdonami, era sempre partito dalla panchina, prima della Nation League, della sosta per la nazionale. Che si possano alternare giocatori diciamo di qualità, di alta qualità, sempre parlando di Cagliari, quindi di squadre che lottano per salvarsi, quindi qualità. Quelli sono giocatori di qualità, sia Gaetano, Viola, Macumbu, La Padula, tutta gente di esperienza, ragazzi, tutta gente di esperienza, quindi servono. Io oggi avrei osato, ma lui lo ha fatto, adesso, la verità, cioè per me non ha sbagliato, per il momento non ha sbagliato niente. Tu puoi cambiare durante la partita la metà della squadra, 5 giocatori su 10, lascia perdere il portiere, stai cambiando metà della squadra e cambierai nel secondo tempo con qualità, perché Viola, Macumbu, Pavoletti e La Padula, tra l'altro sai, tutti ex quei due, ci sta, c'è sempre il gol dell'ex. Io la vedo così, ma sono sicuro che anche Nicola, Davide Nicola farà questi cambi, non hai grandi alternative. Se ti serve contenimento e devi fare un cambio a metà campo, c'è De Jong sicuramente, quello molto amato da molti tifosi. Da molti tifosi. Che ripeto è sempre l'unico interditore che ha questa squadra, l'unico con il giocatore, ricordami il nome, del mediano che sta giocando nel 4-2-3-1. Vabbè. Sono impegnato un po' a guardare la situazione della partita in questo momento, ti stavo solamente ascoltando in audio, Bruno. Vabbè, comunque, appuntamento con te, Bruno, tra meno di un'ora, con Rosso Blucento, io in cabina di regia, gli ospiti, Bruno, se li vuoi dire. Abbiamo il bomber Gigi Piras, siamo in compagnia di Gigi Piras, in compagnia di Valerio Vargio e di due grandi artisti, registi, ma soprattutto in modo particolare voglio segnalare Karim Galici, regista, attore, ma soprattutto l'autore del film Deo Ciseo, il famoso film dei 20.000 sardi che negli spareggi di Roma, ecco. Napoli. Sì, giù di Napoli. La Reggio di Napoli contro il Piacenza. Esatto. Quindi ecco, quindi due grandi registi, due grandi tifosi del Cagliari. 14:30, come finisce la partita noi siamo già pronti in diretta. Andiamo a farci una spaghettata veloce allora, ragazzi. Buon pranzo, buon appetito a tutti. Ci vediamo venerdì. Ci rivediamo venerdì. Ciao. Poi, grazie a Fede, grazie a Bruno, grazie a tutti coloro che ci hanno guardato sul canale YouTube di Effetto Serra di Fabrizio, che ritorniamo a salutare in quanto ammalato a casa. Salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito dalle due pagine Facebook. A più tardi, buon secondo tempo a tutti quanti. Ciao a tutti, buon pranzo, ci vediamo dopo con Bruno. Ciao, buon appetito, grazie. Ciao.